But it wasn't so why, if you try, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, surprise, surprise, there was something I could have when I see you made it true another day. When I said, preso la chitarra e suono per te. Il tempo ne poi non lo so suonare, ma suono per te. E senti questa voce che canta il mio cuore. È quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho fatto dalla vita è un sorriso giovane e sei qui. Negli alberi le stelle, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre qui. La senti questa voce che canta il mio cuore. Amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane e sei qui. Tra gli alberi la stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre qui. Senti questa voce che canta il mio cuore. Ho preso la chitarra
ragazze che hanno suonato queste dolci note che così, come per magia, hanno echeggiato per tutta la piazza. Ma adesso su questo palco, come una nuvola leggiadra per voi, saliranno delle ragazze che balleranno con la musica di Gianni ed Elisa. Bene, stanno per salire sul palco le ragazze della scuola di danza Punto a Capo, finalmente qui su questo palco, in questa piazza, questa sera per voi a Novi, che leggermente balleranno per voi due dolcissime canzoni che facciamo dire direttamente a Gianni, così lo salutiamo. Facciamo un applauso a Gianni ed Elisa che ci hanno deliziato fino adesso. Bene, grazie, calano le prime ombre della sera Gianni. E tu suonerai? Suonerò Someone Like You di Adele, perché è tristissima, ma è una roba veramente deprimente, ma però ballano benissimo. Guardate. Bene. Coreografia di Giulia Bondino e Federica Vignoli. Giulia Bondino, ricordo, direttore artistico della scuola di danza più famosa di Novi, Punto a Capo. Prego!
andate via, eccolo qui, dietro le teste della squadra punto capo Giulia Ventino, coreografa, anche lui, bellissimo insegnante nostro di tutto di più, Federica Vignali, sempre punto capo. Stay with
grande vestito, gli allievi della scuola, tutti a capo. Direttore artistico, eccola lì, Bella Vela Butardi, Giulio Bambino, coreografia insieme, aiutata dalla carissima Federica Vignali, Giulio Bambino, Federica Vignali, di quel pubblico, ma farà poco, sarete con me qui su questo palco, avete visto che bello. Magica atmosfera, ma aspettiamo che sia ancora più. Per una linea di questo caldo estate 2016. Ciao a tutti e benvenuti, fatevi sentire. Ai cittadini pubblici di Maggio Ligure, benvenuti in questa bellissima piazza. Che bello, quanti siete, finalmente è estate. È un'estate calda che vi accoglie qui. Per questa serata magnifica dove ci sarà la Papa di Maggio Ligure con Miss Stella della Moda Clemente Valenza, un applauso! Ma io mi sento un po' solo in questo palco. Ho bisogno di una campagna di viaggio, ho bisogno di un braccio destro che vado subito a presentare, vorrete voi, anche io siete un grosso applauso, signore e signori, Gigi Cangioni, eccola qui! Buonasera, grazie. Ciao, benvenuta, è un onore per me averti qui a Maggio Ligure. Ciao, come stai? Bello elegante, vieni che stai cantando, fate vedere tutto il tuo splendore. Guardate, Gigi Cangioni, un applauso anche da grazie, lo stesso benissimo di venire qui, Maggio Ligure. Che buono, ma io farei un applauso ad Antoine Bagliardi che oltre a essere un presentatore ormai a tutti gli effetti sia anche un bravissimo ballerino, sapessi fare un mezzo passo di quello che poi io veramente sono un palantrongo, veramente cercherei qualche lezione da parte di Noto personaggio, il farmacista abitato di Maivile, Marco Campanella, quindi è in mezzo a noi al pubblico, quindi facciamo un applauso al patrono del concorso Miss Stella della Moda, Marco Campanella, la responsabile regionale Valenza, regionale Piemonte, Valenza, di lavorare, però anche lei dietro ragazze, c'è tanto lavoro dietro della sicura, nonché l'organizzazione della serata è a cura del Team Tarantola. Vi voglio ricordare che il Team Tarantola è un'associazione culturale che è nata dall'idea di quest'anno Tarantola e si è anche ad organizzare eventi concorsi fotografici ispirati all'occhio alla bellezza e quindi proprio questa sera il Team Tarantola si ha dato l'onore anche di organizzare questa serata. Piccola presentazione, così vedrete in tutto il loro splendore e soprattutto ingellato, bello, le stelle brillano con il bijou che ci ha offerto la Padova, che è proprio qui in via Girardello. Quindi le facciamo subito salire. Eccole qui, signore e signori, le ragazze di Miss Stella della Moda fatta in Maggio Ligure, prego! Attendiamo un applauso che sarà anche molto emozionato, ragazzi. La nostra sigletta, che sarà la sigla anche di questa calda estate 2016. Prima di venerdì, notte magica qui a Maggio Ligure. Una delle presentarine. Quindi mi fate un po' l'occhio, mi fate un po'
giallo, tedesca rossa, insieme, sì. Sono queste bellissime ragazze, queste bellissime stelle di questa notte incantata. Pasquale Giuso, grande applauso. Emozione passata, guarda come siete belli, così abbondati con questi bellissimi disegni, hai visto, che sono stati all'ottavo. Rimanete qui ragazzi, mentre noi ovviamente queste ragazze saranno giudicate, ci sarà una giuria che decreterà chi sarà la Miss della sera. Eccoli qua, sono qui, andiamo subito a presentarveli e allora diamo il benvenuto a partire da Gigi. Cinzia di Oblo Viaggi di Spinetta Marengo. Cinzia, se si vuole alzare almeno anche il baby di Ligure, la vedi, grazie Cinzia. Noi abbiamo Cristina di Vino il Vino, sempre di Novi Ligure. Ciao Cristina, grazie anche a te. E Camilla di Country Paradise, che è la scuola appunto di danza di Novi Ligure. Grazie anche a te Camilla. E poi abbiamo Un'altra Cinzia. è un'altra Cinzia, sì. Abbiamo un'altra Cinzia, esperta musicale di Alessandria, grazie, buonasera e benvenuta. Ma il più importante è il nostro presidente di giuria, che preghiamo di alzarsi in piedi. Pensate, da il più bello d'Italia abbiamo l'onore di avere qui con noi Mirko Mirabelli. Ciao, benvenuto. Vedo che le donne gradiscono la sua presenza. Sì. Bene ragazzi, per Perché ovviamente come le ragazze, tutti, chi sta su questo palco, un minimo di emozione c'è sempre. Siamo il duo Samuel Elisa. Samuele Sparacio di 14 anni, studente, musicista e cantante, ed Elisa Danzan di 27 anni, parrucchiera, musicista e cantanti. I brani che presentano sono The Prayer e See You Again, con una coreografia di Francesco e Matilde di 10 anni. Francesco e Matilde sono i primi ballerini in Italia a ballare kizomba e sono già vincitori del concorso tenuto poche settimane fa a Torino, dove hanno conquistato il terzo posto. Seguirà poi Chic to Chic. Questa canzone fa parte del nuovo spettacolo musicale di Stefano Cornato, qui con noi, che si terrà il 17 luglio al Teatro di San Salvatore Monferrato. Uno spettacolo divertente dal titolo Star and Pop. La Giulia, Samuele Elisa, prego. Prego Elisa. A voi questo splendido pubblico e questa splendida piazza di Novi Ligure, Miss Silvano 2016. Vi lasciamo in ottima compagnia.
dato si porta a ballare, stai tranquilli. Sì. In questa bellissima serata, questa bellissima notte ti porterà a ballare. Ma prima dobbiamo conoscere le nostre scuole che stanno costruendo qui sul palco in costume da bagno. Quindi ci spostiamo. Signore e signori, ecco qui le messe che stanno per salire sul palco in costume da bagno. Guarda la musica, amico! Ripartiamo dalla numero 1, Rocco Zunguina, Edina di Vivere e dal studentessa dell'Istituto Alberghiero, Rocco Zunguina. Voglio anche ricordarvi che le nostre ragazze indossano borse di stelle e occhiali dell'ottica bianchi. L'estate, grandi per l'estate, da questi bellissimi occhiali, questa destinazione dell'ottica bianchi, vai libero, senza mare, del Budistar all'inizio di Rendenburg. Sempre la produzione ci sarà sempre la nazionale di Cristiano di Lega Italia estate 2016. Continuiamo con la numero 2, Irene Fronza. Irene è di Spinetto Marengo ed è una studentessa della scuola alberghiera e in particolare studia cucina. Chi sarà il fortunato? Magari in mezzo al pubblico, stasera. Qualcuno che si innamorerà delle nostre ragazze? Guarda per la borsa gialla come il cielo, fatta dal direttore di Gerardengo. Con questi lucidi occhiali da sole che stanno, chiari delle osservanti dell'ottico, bianchi, così azzurrati e sempre qui, non li vediamo. E della banda della numero 3, definizione di Alessandria ed è studentessa di Oreficeria. È una ragazza preziosa di noi. Una bellissima borsa leopardata pronta per andare in spiaggia, molto vicina. Quello ti porterà a ballare, io me lo portato in Riviera oggi. Questa è la spiaggia dall'ora porta tutti fino a Castello di Enrico di Regia. Io sapevo quanti anni era romantico, non ero scoperto. E continuiamo con la numero 4, Larissa Messina. Larissa è di Valencia Tech ed è anche lei una studentessa di Riviera, quindi anche lei è una ragazza preziosa. Molto molto preziosa. Preziosa come tutte le stelle che stanno per salire qui su questo campo, queste sono meraviglie. Questo è interessante, Molto bello, il Budistar veramente delle borse bellissime. Meditate gente, meditate. Proviamo dai camponi. Abbiamo il modello Fernando di Sassarolo, che è il presidente di Rotellino del Gabriele Turisina, e studentessa al Liceo delle Scienze Umane qui a Marinivera. E anche Isabella indossa occhiali dell'ottico bianchi. Ecco Isabella, il video splendore, pronta per la spiaggia. Io interagirei di più, ragazze, lasciate la mia porta di sicuro. Continuiamo con la numero 6, Melania Gravito. Melania è di Bosio e studia al liceo di Messico. Capisco che stavi parlando. Tu sei un bambino. La musica la gambetta si muove, tanto che sia la guarda, è un figlio queste cose. Ringraziamo prima la numero 6 Melania Gravito e Capiamora. Sempre con occhiali e fonti da notte da bianco. Abbiamo la numero 7, Giulia Senatori di Zagi, per esempio paese delle direttive bianco benissimo, senza che non chiede il liceo delle scienze applicate, qui a Marinivera.
Io si è portata un piatto da casa, tutto molto bello Giulio Serratore, come bellissima borsa, guarda, lì ci sarà sulla mano, le gestioni del capo, ci sta qualsiasi cosa, e anche gli occhiali dell'ottica bianchi. Continuiamo con la numero 8, Lupi Guerini 8. Superiore di Crema e studia al liceo delle scienze umane. Anche Sophie indossa degli occhiali dell'ottica bianca con una splendida borsa nella versione gialla. Prima abbiamo visto la versione rossa e questa è la versione gialla, ricordando sempre i tempi di listone. Molto bella, gialla, risalta molto bene sulla grondatura, vero Giulio? Quest'anno poi si usa molto il giallo. La numero 9, Alina Antiderata di Rivenziano, studia all'Istituto Commerciale. Ecco Alina! Io non sento gli applausi del pubblico. Ma perché sono tutti bravi, la a partire dalla giuria, guarda dunque occhi clinico, il nostro Mirko sta guardando le nostre messe, questa sera sarà molto difficile, sono tutte gialle, sono tutte... Abbiamo la numero 10, Valentina Pupito. Valentina è di Palazzano, lei non è più di testa, ma già lavora e fa la commessa. La musica cambia ma un piano sempre quel tipo questi formazioni dello Stato 2016, quando state molto rivolta come sarà la nostra storia di questa sera. grazie alla numero 10 Valentina Ed era il numero 11, una nostra diciamo vecchia conoscenza ma sempre bella non deve avere soltanto Alessia Saccerato di San Giuliano Vecchia, anche di centro universitario di scienze umanistiche. Ecco Alessia. Molto carina Alessia, la bionda con i chiavi dell'ottica bianchi. Ma quando guarda il magliatore la nostra Alessia. Giulia nel frattempo sta valutando le nostre ragazze, il presidente di linea.
Vai con la musica, Henry. Al numero 11 abbiamo al numero 12 Diana Diana è Salvia, lei lavora e fa l'operaia. Diana fa vedere anche i suoi occhi biliari, i occhi gallanti, appunto fa vedere anche i suoi occhi, giustamente. Ma che fate? Così voglio lavorare. Come dicevo, c'è un video, la cittadinanza di Virgine del qui, al Modirino. E chiediamo Abbiamo la mano 13, Giorgio Toroni. La Giorgio è la distinta, distinta il scientifico. La distinta è già stata con la sua destezza, abbiamo romantico, politico, politico e Italia sono ringraziamo il numero 14 Giorgia Udito, anche lei Giorgia. E sempre stata tranquillo da casa per fare tipo mi fa piacere che le ragazze comunque vincono l'emozione facendo sorriso che ci sta perché aiuta molto. La nostra Giorgia ha espresso la sua serenità con il suo sorriso e lo aiuta per gli altri. La numero 15, Chiara Spina Girolenza, frequenta il liceo logistico a Marenza. Mi viene da voi da fare gli applausi a questi ragazzi che fare un applauso a queste bellissime stelle, queste bellissime ragazze, vedete che vengono anche da Valencia, da Magi, da Pescara, e tutti quelli di Nitrosi, sono qui, una vivere per lei per farvi vivere una moto incantata, illuminati da sogni che arrivano alle stelle, le stelle della moda di Valencia. siamo al numero 16 Ivana Cavalieri. Ivana è totalmente forte e anche lei lavora. Molto capiente, e addirittura fare una canzone di viaggio veramente al mare. Questo punto c'è la possibilità, che quello di Porcellana, dopo questa tirata, per il weekend. La salita, ciao amore. Abbiamo Teresa alla numero 17, da bella Milano al respiro che si chiama Giulio Cavaliere, medica al nostro e studia all'Istituto Tecnico Turistico.
cosa della musica, Sira salutiamo tutte le nostre aspetta riparto perché non è non mi dire di sentire grazie veramente, voglio dire grazie ad Antonio per avermi coinvolto in questa meravigliosa serata, uno spettacolo incredibile, veramente. Novi Ligure c'è ed è viva e questa è la cosa più importante. Questi giorni sono qua come tutto a capo del studio danza, io sono qui come diciamo Deus Ex Machina degli spettacoli che facciamo. Abbiamo partecipato, abbiamo fatto una serata meravigliosa al teatro Giacometti Novi Ligure il 10 e l'11 giugno. Questa sera riproporremo uno spettacolo, un estratto di quello spettacolo qui su questo palcoscenico, ma prima di farvelo vedere, prima di introdurlo, vorrei un applauso da parte vostra per lo stacchetto iniziale, per quella coreografia che viene fatta da Antonio Gagliardi, un applauso, tutto meritato. Era una sua coreografia e sono prestate le due persone fondamentali di punto a capo e vorrei un applauso, so che sono le ragazze sono pronte a farlo, ma vorrei anche tutti voi, l'applauso è per Federica Vignoli. Federica, questo tutto per te e per il direttore artistico di punto a capo, Giulio Bambino, un applauso. Le persone che hanno le...
Vai con la musica, Henry. Isabella Merlano di Toffarello, eccola qui, il suo scrittore, come la spiega, che si guarda, questa sera a venire, prima milione 2016, tappa dell'Inter Stella della Nota Piemonte, Valenza, ciao Cristo, guardalo bene. Abbiamo la numero 6, Melania Patito. Anche Melania molto brillante, con una borsa della pelletteria del signore, e vi ricordo che Melania proviene da Bosio, quindi qui vicino. Abbiamo anche firmato un sorriso a Melania, sorriso alla giuria, sorriso al nostro pubblico, e qualcuno fa anche un applauso di incoraggiamento che si dà. Sta sempre bene, questo pubblico diciamo che questa leggera, questa meravigliosa navigare questa sera. Ma guarda chi c'è! Qui c'è la numero 7, Giulia Serratore di Gaggi. Che progetto brillantosa! Molto chic! È una bellissima possente messa a disposizione da pelletteria del signore. Per la sera, volevamo anche noi per andare in discoteca questa sera, il venerdì, sicuramente, finita la serata, si va a ballare. E abbiamo messo la numero 8, Sophie Guerrini Rotto. Il pubblico, anche lei, con un accessorio della pelletteria del signore, e voglio ricordarvi che Sophie viene da prima, quindi Sophie ha fatto un viaggio di Colombo. Comunque volevo ringraziare anche le autorità presenti, dato sopra si vede proprio un primo da dietro le tinte, e poi sarà più con noi. La numero 9, Alina Sieranco di Riva Nasciani, eccola qui. Alina, la nostra biondina. È fatto la mia, ma sempre questa poesia. La nostra stellina, io sono un anno contento. Giuria, come siete? I nostri giurati, È difficile questa sera, Novi Ligure, offre che dai, 1, 3, via, applauso! Con l'applauso abbiamo la numero 10, Valentina
sorrisi timido perché un po' emozionata, però anche e la nostra giuria valuterà bene ogni singola ragazza che sta sopra quest'anno in questo bellissimo corso della biglietteria del Signore. La numero 11 Alessia Sangerato di San Giuliano Vecchio, la nostra amica Alessia. Prende più esplorato la nostra Alessia. Ma degli occhi che stiamo morendo di laghi. Bella la nostra Alessia. Ringrazio anche chi sta facendo un applauso perché io veramente farò sempre un applauso in continuazione a questo ragazzo perché capisco cosa sia sfilare tutto il pubblico e non è neanche facile sfilare sui tacchi e sul palco perché che sia semplice da comunicare e con degli abiti che un po' abbiamo messo il numero 12 Diana Dimitriani. Ricordo che Diana viene da Alessandria. Abbiamo giocato la serata, il nostro tempo ci sta veramente per rinforzando, dopo una giornata Vengo a Parigi, svolgo a Caro Uniti, inerziale con la nostra forza. Sorridente, sorressa, con legione, troppo per lei per andare in discoteca a ballare queste belle musiche estive. Quindi questo sei alto, raggiungi potremo ballare non 14, sta organizzando una bellissima festa al Molino, dai, mediateche, una festa, vogliono togliere tanti dei soldini per aiutare a costruire una casa dove poi possiamo ospitare per le vacanze di ragazzi disabili, quindi anche per Tonino, io vi aspetto il Molino, il 14, dai, 2014 tutto il Molino per loro con te. Adesso bisogna fare il numero 14, Aspetta, il 14 sarà una data di ricordare, segnatelo nei lati cellulari, il 14 di Chiesa Molino. Poi dovete ricordo che è di piccolo per regalo. Sono così, dietro l'angolo. Ancora poche ragazze, quindi cari girati, mi raccomando, Guardate bene, guardate della fine. Guardate bene, ecco qui, per voi la nostra Chiara Spina. Sto dirigendo il traffico. quindi adesso dato il via alla numero 16 Ivana Cavaliere. Ivana viene da Valenza Po. Date uno scherzo per l'applauso, bravo, Fate subito che ci siete, vedete itinerante, viaggiante. Qui, a una migliore, questa è la grande piena, Valenza. Sì, abbiamo ieri una concorrenza, la numero 17, Delia Cavaliere di Valmassa, eccola qui. La nostra bella biondina come Teresa, guarda come è elegante, Delia Cavaliere. Guardate dei classici tra i ragazzi, c'è un momento che le applaude molto bonito. che sono
assegnate, che sono delle fasce speciali. Cara Costanza, vuoi spiegarci in che cosa consistono? Buonasera a tutti, buonasera a Madeleine. Allora, noi vedrete che ci sono 3 ragazze già con la fascia, sono 3 ragazze che sono già passate in finale, quindi hanno già superato il turno. Noi come Team Tarantola abbiamo deciso di regalare 3 premi extra. Questi premi saranno poi tradotti in un calendario del team, e le ragazze saranno quindi le protagoniste di questo calendario. Per cui io direi di partire con la premiazione dei premi speciali, che non vanno comunque nella finale di Mistella della Moda. Quindi è un premio speciale che va direttamente il nostro Team Tarantola, caro Antoine. E quindi vogliamo partire con questo verdetto finale, creiamo un po' di suspense e... Intanto diamo un premio a tutte, un omaggio che penso che offre la profumeria Pinalli, che ha aperto da neanche una settimana, quindi oggi venendo, che offre a tutti un gadget con tanti profumi per queste belle stelle. Quindi facciamo un applauso alla profumeria Pinalli, qui nuova nel video, per profumare la base della vostra estate con tutta la magia della profumeria Pinalli. Faccio anche la valletta adesso porto anch'io i regali di Pinalli, le ragazze, qua facciamo tutto fare. Ecco. Bene, ci siamo andati da fare tutti, Prego. Quindi anche chi non ha vinto, la nostra amica Costanza, che ho conosciuta nel panorama novese, è speciale del Team Tarantola. Il primo premio speciale va alla numero 5, Isabella Merlano. Vieni avanti, bravo bella. Fatto diritto anche che la nostra tarantola si mette in punta di piedi per arrivare all'altezza. Ma Costanza deve essere pratica, perché è sempre più sgambetta di qua e di là. E quindi dopo il primo premio speciale appunto assegnato dal Team Tarantola, passiamo anche al secondo premio speciale. Cara Costanza, mi dai il via? Dobbiamo ancora... Mi dai il via? Secondo premio speciale di questa serata assegnato dal Team Tarantola va a Tarantuan. Do l'onore a te di dirlo. Siete sicuri? Sono proprio sicuro, è proprio quello. Numero? Siamo sicuri? Siamo sicuri, dai Antoine, ci lasci sulla spina. La numero 15, Clara Spina. Io da qualche indizio ci lasci sulla spina, adesso, fai figo, perché anche capirlo. Dato diritto per la nostra Costanza Tarantola per questo secondo premio speciale assegnato dal Team Tarantola alla numero 16, Clara Spina. Altro premio speciale del Team Tarantola, e facciamo salire sul palco Gianni Roselli, che aveva visto prima in versione di musicista, prima della televisione, della concorrenza. fascia del Team Tarantola. Tu hai già anche la fascia, hai capito? Sei attrezzato. È pronto per passare. A tutto, già le roselli a tutto, c'è gadget, tutto quanto. E quindi mancano i capelli, lo so, c'è il gadget, c'è la fascia, ti mancano i capelli, già non si può avere tutto, insomma. E passiamo quindi alla la terza fascia assegnata dal Team Tarantola. Con il numero 9, Alina Sidoranca. Un applauso a Alina. Gianni Roselli. Grazie alla nostra ragazza, un bacio anche a Gianni Roselli, ecco. E si fa proprio al centro del palco per lo sport di inizio. Lo so
cosa che sta usando, la Gianni non dormirà per 2 notti. lo so, e Gianni va anche aspettate perché c'è anche un si merita la i regali. C'è stato un momento, ecco, Gianni porta i pezzi e non sei pratico. Quindi un applauso anche a questo titolo assegnato dal team Tarantula alla numero 9, Alina Silvanca. Brava Alina, guarda intanto siamo raggiunti sul palco, guarda che personaggio, abbiamo il Mirko, il presidente della nostra giuria. Vogliamo un attimo giusto fare una presentazione qui al centro del palco del nostro presidente di giuria di questa serata, Mirko Mirabelli, che si presenta da solo come il più bello d'Italia. Caro Mirko, caro Juan, Siamo arrivati con lui della serata. l'elemento qui dove dobbiamo assegnare ora le fasce dei importanti dei concorsi Stella della Moda. La nostra Costanza inizia a dare i vari gadget che ci serviranno. Cara Costanza, la fascia l'abbiamo data al nostro Mirko Mirabelli, che si porterà al centro del palco con la fascia di Miss Fotogenia, quindi Stella della Moda Fotogenia Piemonte. A chi andrà questa fascia, cara Juan? Abbiamo per Miss Fotogenia, tappa di Novi Ligure, Miss Stella della Moda, Piemonte Valenza, Suspense, la numero 14, Giorgia Pinto. Eccola, la nostra amica di Pozzolo. Abbiamo il nostro Mirko, Grazie di fortuna, Giorgia. Oggi il gadget e la corona. E la Brava Giorgia. Scusa, ma Mirko, cioè... Dobbiamo mettere anche la telecina, ragazzi. Stella della Moda, Fotogenia, un applauso per questa caduta di corona. Forza per i Palinesi, questa prima del nostro. Applaudiamo la prima Miss Bellissima. Stella della Moda Fotogenia, abbiamo un'altra fascia. Vediamo che fascia è. E Miss Eleganza, chi sarà? Chi sarà? Stella della Moda Eleganza. Anche lei con dei gadget, dei regali da parte del concorso. E chi sarà? Chi andrà alla fascia di Miss Eleganza di questa sera? Lo dico io? Abbiamo pronto tutto? Coroncina, tutto quanto? Questa sera Stella della Moda Miss Eleganza da a bravissima, la nostra
bellezza. Stella della moda, bellezza. A chi va, caro Antoine? Chi va? Mamma mia, questo è importante, siamo quasi arrivati alla fine. Siamo quasi arrivati alla fine. Ne mancano ancora due. Ne mancano ancora due. Se poi finita questa splendida serata. Io sono esperienza tantissima, ad Antoine Bagnardi, però dobbiamo anche ragazze, per rispondere alle ragazze dobbiamo anche lasciarle libere perché sono molto emozionate e stanno aspettando il verdetto finale. E quindi a chi va? Miss Eleganza, stella della moda. Miss Bellezza, anche Antoine Miss Bellezza. La numero 4, Clarissa Messina. Dal nostro Mirko Mirabelli, presidente di giuria, e foto di Vito. Anche appuntato al nostro presidente di giuria, un applauso a Messina, Miss Bellezza, stella della moda. Prima di decretare quella che è la vincitrice di questa serata, volevo ringraziare davvero così, ma come non lo potevo neanche sognare un compagno di viaggio come te. Io veramente sono Grazie a Giorgio Mangioni. Bagnardi! Grazie, grazie a voi meraviglioso pubblico. Ma caro Grazie. ci tocca. Ci tocca, adesso è giunto il momento. È giunto È il giunto il momento. momento, lo diremo insieme. Questa è la bellissima conclusione di questa serata, bellissima e fantastica, in cui abbiamo visto molte stelle, ma solo una della stella, la stella di Miss Moda, Diamante, Valenza, ed è la numero Io parlerei prima appunto il nostro patrono Marco Campanella con la nostra costanza che portano fascia e premio per la vincitrice. E chi sarà? Chi sarà? Noi mettiamo facciamo vedere ancora tutti questi splendidi ragazzi, fate un applauso. tutte le 17 partecipanti di questa serata. Tutto bello, tutto bellissimo. Complimenti a tutti ragazzi, un applauso anche da parte mia e da parte di Antoine, davvero siete state tutte molto brave e belle, questo è, ve lo dite da sole immagino, no? Che comunque partecipare ad un concorso di bellezza significa anche che vi mettete in gioco e questo davvero vi rende anche vi auguro un futuro non solamente nei concorsi di bellezza ma nella vita perché dovete rappresentare le donne del futuro delle ragazze. Ma adesso siamo arrivati al verdetto finale e chi ha vinto questa Qui serata? sarà la stella tra le stelle, guarda quante stelle brillano, quante stelle brillano lassù, ma solo una brilla qua giù, e nella numero È un numero fortunato, la numero 13, Giorgia Calori! E quindi un applauso a Giorgia Calori, stella della moda di questa serata. Eccolo.